l'obiettivo è quello di diminuire la burocrazia, perché la burocrazia sono costi, e poi quando si creano dei percorsi amministrativi certi, e cioè se uno viene in comune, in provincia o va in regione a chiedere delle autorizzazioni per fare qualsiasi tipo di iniziativa, si danno delle risposte anche veloci. Noi vogliamo che si riprenda l'economia, che le aziende vengano a insediarsi sui nostri territori, e se avremo una burocrazia snella e dunque disponibile a dare risposte immediate, io sono sicuro che ci sarà una ripresa economica, o perlomeno questo potrà aiutare la ripresa economica. Potremo avere magari nuove aziende che vengono a insediarsi sui nostri territori, dunque creare anche posti di lavoro. E poi è giusto rimettere un po' di ordine, perché come si diceva prima in conferenza stampa, 90 enti regionali sono veramente troppi, sono da eliminare o sono da razionalizzare, perché ormai non è più possibile sostenere un tale peso. Assolutamente sì, in provincia di Verona abbiamo chiuso dal 2009 a oggi 9 aziende, e penso che sia giusto averlo fatto e continueremo su questa strada, ma ripeto, abbiamo iniziato questo percorso ancora prima del decreto che viene approvato in queste ore a livello parlamentare, perché ci crediamo, perché crediamo che la burocrazia debba diminuire, crediamo che dando delle risposte in tempi stretti alle esigenze dei cittadini si dia veramente un servizio. Al giorno d'oggi, con la crisi che c'è, la situazione economica attuale, questo è fondamentale.